Inizieremo la passerella all'interno del ristorante e poi le premiazioni le faremo più tardi nella savana. Quindi qui vediamo la prima uscita dove la ragazza si verrà con l'abito elegante e con il mobile. E qui abbiamo la giuria che è pronta a votare le più belle ballerine. Siete pronte ragazzi? Le candidate al titolo di Miss Rocchetta Veneto. Andiamo con la numero 3, lei è Paola. Tecnologia, guarda Paola, andiamo con il numero 4, lei è Asia. Andiamo a partire dal numero 6, Chiara. Andiamo al numero 7, lei è Giulia. Vai, dove è lei? Numero 8. Giulia, numero 10. Partire Noel, 21 anni, svedese, studentessa di risorse umane.
Molto bene, Chiara numero 27 che ci saluta e con lei si chiude. Adesso è il momento importante per loro, perché adesso la giuria potrebbe già aver espresso un primo verdetto, un primo punto, un primo voto assolutamente provvisorio. Adesso c'è uscita con il voto ufficiale, ovviamente Rocchetta, e quindi adesso si vota sul serio. Il voto che verrà segnato adesso sarà quello che poi andrà a definire quella che sarà la vincitrice, che ricordiamo importantissimo, perché la vincitrice di questa sera, molti dicono belli ragazzi, belli sì, hanno già vinto delle selezioni che sono state organizzate, quindi la vincitrice di questa sera accederà direttamente alle prefinali nazionali di Miss Italia. Quindi per lei sarà un momento importante, perché quando sarà alle prefinali si davvero lì vicinissimo all'obiettivo più importante, che è arrivare alla finale e poi chissà. Pronte? Concorrente numero 1, vai Dana, concorrente numero 2.
27 adesso sapete che facciamo? Organizziamo un'altra bella passerella per tutte quante insieme. E quindi dalla numero 1 un bel applauso per Dana, Rachele, Paola, Asia, Arianna, Chiara, Giulia, Elena, Camilla, Giulia, Valentina, Noel, Giorgia e poi abbiamo ancora Kiria, Sammy, Sofia, Chiara, Emma, Alessia, Giulia, Beatrice, Alice, Maddalena, Silvia, Sara, Giulia e Chiara. Queste sono le grandi protagoniste di questa serata qui all'Odissea. Serata che prosegue perché le ragazze poi verranno a trovarvi nelle varie sale per attendere poi il momento della premiazione che si terrà in corna della credo non poco più in sala Anima. Quindi vogliamo presentare queste bellissime finaliste regionali anche nelle altre sale dove sono tanti altri amici che le stanno aspettando. Intanto adesso rientrano al camerino, poi organizzeremo con il nostro fotografo Walter Marisotto in qualche angolo del locale una bella foto di gruppo tutte insieme. Quindi allora ci siamo, qualche minuto, vi chiedo solo di spostarvi poco, poi tornate tutti a ballare, no? Sì, urlate, fate, mi piace, fate, è divertente. Spostatevi un po', ma senza andare via dalla pista, altrimenti non mi picchiano, e sono qui una responsabilità enorme. Un paio, sì, appena, giusto per far stare qua sotto, 27 ragazze, le candidate al titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2019, valido per la missione del Prefinale Nazionale Miss Italia. Eccole qui, le nostre 27 bellissime concorrenti, che sono, andiamo a conoscere insieme, Dana, Rachele, Paola, Asia, Arianna, Chiara, Giulia, Elena, Camilla, Giulia, Valentina, Noel, Giorgia e poi abbiamo ancora Kiria, Seumi, Sofia, Chiara, Emma, Alessia, Giulia, Beatrice, Alice, Maddalena, Silvia, Sara, Giulia e ancora Chiara. Eccole qui le nostre bellissime, grandi protagoniste di questa straordinaria finale regionale di Miss Rocchetta Bellezza Veneto. Qui dall'Odissea di Spresiano siamo qui con queste bellissime 27 candidate al titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto, valido per la missione delle 3 finali nazionali di Miss Italia 2019, 80ª edizione del più importante, bello, popolare e prestigioso concorso di bellezza italiano. Grazie a Giannino Berardi, il titolare del locale, che questa sera compie gli anni e ha voluto compiere gli anni davvero in bellezza in compagnia di queste straordinarie, bellissime ragazze e di questo pubblico incredibile che ci sta circondando. Quindi davvero grazie. Abbiamo rubato qualche istante da questa pista per premiare, però voi questa sera conoscete queste ragazze, voi questa sera avete la possibilità di conoscere una delle prefinaliste nazionali di Miss Italia e perché no, magari potrebbero anche avere qui la prossima Miss Italia. Potrà accadere perché tutte le Miss Italia hanno cominciato come loro, facendo le selezioni, vincendo le selezioni, andando alle finali regionali, passando alle prefinali nazionali e poi chissà. Un fiore anche per la nostra preziosissima collaboratrice. Bene, Giannino, vieni qui vicino a me, ti daranno fascia e corona. Vai da questa parte perché siamo pronti per andare ad eleggere la più bella tra queste belle. Vai da Paola, poi vieni anche tu Paola, vieni, consegnatele insieme. A questo punto io andrò a citare la vincitrice di questa importantissima finale che dovrà fare un passo avanti e raggiungerci sul palco più alto. Siamo pronti per annunciare che la vincitrice del titolo di Miss Rocchetta Bellezza Veneto 2019 è la componente numero 15, Seumi Fernando di Campo San Piero, in provincia di Padova. Vieni Seumi! E lei vincitrice Miss Rocchetta Bellezza Veneto. Un applauso per lei, un applauso per tutte quante loro, perché per loro Miss Italia non finisce assolutamente qui. Grandi protagoniste di questo spettacolo questa sera. Arriva anche il gioiello di Milano. Giannino, auguri davvero. Allora, come ho già detto prima, mi ripeto per la terza volta. Aspetta, lo tengo io. Molla. Allora, dicevo, mi ripeto per la terza volta perché ne abbiamo già fatte altre, diciamo, uscite nelle altre piste. Lo volevo fare anche qui però perché è doveroso.
vorrei fare un grandissimo applauso a tutte quante, perché non so se avete visto che bellezze abbiamo qui in Veneto. Una andrà per gareggiare alla finale, però anche le altre so che hanno vinto, quindi non si sa mai. E comunque io auguro una grandissima fortuna a tutte quante, quindi in bocca al lupo e crepi, come si dice. Allora, grazie a tutti, è stato un bellissimo compleanno in queste condizioni, diciamo così, perché non è facile trovarsi in mezzo a tanta bellezza. Quindi buona fortuna a tutte. Buona estate a tutti, vi ricordo che siamo sempre qui ogni fine settimana. Siamo qui ogni fine settimana. Si spende proprio qui. Allora siamo qua proprio ogni fine settimana. Grazie ancora e buona serata e buon divertimento. Grazie Paolo Ricciotti, responsabile regionale di Visità di Veneto, e grazie a voi dell'Odissea. Complimenti a queste ragazze, potete rientrare. Ciao a tutti, grazie, buona serata, ciao.